Birra Praforte, una birra tra le tante? Assolutamente no! La birra Praforte, la naturale di Usago, è dal 2000 una delle prime migliori birre artigianali prodotte in Italia. Nel birrificio Praforte, la migliore tecnologia di un impianto di produzione all'avanguardia incontra la pazienza e la semplicità della lavorazione artigianale per creare un prodotto indimenticabile. Anzi, 4! La bionda, la rossa, la sibilla e l'anniversario. Ma come nasce la birra artigianale Praforte? Scopriamolo insieme! Il primo passo per la realizzazione della birra è la macinatura del malto d'orzo, che è fondamentale per la sua caratterizzazione. La bionda viene realizzata con una selezione di malti di tipo Pils. La rossa è caratterizzata dalla presenza di malti d'orzo tipo Vienna. La sibilla utilizza malti Pilsner e Cara Pils. L'anniversario utilizza malti più tostati. Il malto macinato viene posto in questi recipienti e miscelato con il secondo ingrediente fondamentale, l'acqua. L'acqua è di enorme importanza per la birra, in quanto costituisce più del 90% della sua composizione e ne influenza le qualità organolettiche. È per questo che un tempo i birrifici potevano sorgere solo in località in grado di fornire acqua idonee alla produzione, ed è per questo che la birra Praforte utilizza solo acque locali che contribuiscono al suo sapore artigianale, unico e friulano. L'acqua e il malto macinato rimangono in fusione per determinati tempi e temperature, in modo da trasformare gli amidi dei cereali in zuccheri solubili. Lo stesso malto fa anche da filtrante per ricavare il mosto. Il mosto deve essere controllato per accertarsi che abbia raggiunto i livelli ottimali di zuccheri, senza i quali non sarebbe poi possibile ottenere la gradazione alcolica. Ora bisogna aggiungere un terzo ingrediente, il luppolo. Il luppolo migliora il sapore in quanto ammaricante e aromatizzante e serve da conservante naturale. Il luppolo può essere aggiunto in due modi differenti, conferendo alla birra diverse qualità gustative e olfattive. Nelle birre come la bionda, la rossa Praforte e l'anniversario, il luppolo si aggiunge al mosto e viene fatto bollire insieme ad esso per altri 90 minuti. Nelle birre come la sibilla, caratterizzate da aromi e profumi molto intensi, il luppolo viene invece aggiunto nella fase successiva, quella della fermentazione, con un procedimento denominato dry hop. Finita infatti la seconda bollitura, la miscela passa nei tank di fermentazione e si arricchisce di un ultimo ingrediente che conferirà alla birra le sue caratteristiche alcoliche: il lievito. Il lievito viene inserito nel mosto e lì vi rimane per alcuni giorni, portando a termine la fase di fermentazione primaria, durante la quale consumerà la maggior parte degli zuccheri trasformandoli in alcol. Poi la birra verrà lasciata riposare in un processo di maturazione a bassa temperatura, che, rispettando i tempi consueti per queste tipologie di birra, consente la naturale sedimentazione dei lieviti e un gusto assolutamente genuino. La birra Praforte non subisce infatti i processi di filtrazione o pastorizzazione come invece accade solitamente nelle birre industriali, e questo, pur limitandone la durata nel tempo, fa sì che rimangano intatte le sue proprietà organolettiche. Dunque, sia che l'assaggiate dal bicchiere appena spillata o che ve la gustiate nella sua versione in bottiglia, avrete la certezza di degustare un prodotto ricercato, pregiato e dalla genuina freschezza. Alla vostra!